Scatman's World. Veneziano, ragazzi, Filippo Isola, Gran Premio d'Australia, quarta posizione in griglia, ragazzi. Ormai siamo alla fine di questo mondiale, pole position chiaramente per Marchetto Marquez, ci si gioca tutto in queste ultime gare, la tensione è altissima, ragazzi, voglio fare la 10ª vittoria stagionale in quel di Filippo Isola, ragazzi, andiamo, l'inferno australiano. Vai ragazzi, Gran Premio di Filippo Isola, quarto posto in griglia, cerchiamo di andare subito al primo posto, voglio comandare tutto, il cubo vuole comandare, vaffanculo anche queste stronze di impennate. Mettiamoci, ma con calma, c'è tempo, c'è tempo, qui ho perso 2 posizioni, ma va bene, dai, non importa, adesso tocca a noi. Vai Kuma è prima, crazy Kuma. Adesso me ne devo andare, cazzo, devo tentare, anche se questa gara non è assolutamente una gara strafavorevole. Mi sono fatto una buona qualifica. Perché voglio la 10ª vittoria, voglio la 10ª, come al Real de Madrid, è la 10ª. Ok. Questa che è la curva che ho di Filippo Isola. Troppo Marquez è secondo, simile che arriva sempre secondo, fatalità adesso. E come se ne sta andando. Non manca ancora troppo per la 10ª. Troppo, attenzione, mi sono distratto. Stai calmo, come relax. Dai, come devi dominare anche Filippo Isola, devi dominarla, Filippo. Vogliamo la 10ª vittoria mondiale. Una stagione devastante per il Kuma, spettacolare, con un filotto oscenamente meraviglioso. Dai Kuma. Dai che la moto c'è. Non possiamo fallire Filippo Isola. Che lotta ragazzi, che lotta per questo mondiale, fino all'ultima gara sarà tensione pura. Ok. Final lap come game, Marquez purtroppo è secondo, che se Lorenzo sta tentando in tutti i modi di superarlo. Fastest lap di veneziano. Poi cercando di gestire in tutti i modi. Comunque c'è Rossi sei il terzo, no? Lorenzo, scusate, bene. Dai, Rossi fammi il regalotto. Voglio il regalotto. Mamma mia che tensione, mamma mia, tutto Rossi supera Marquez, ma non dobbiamo distrarci, dai, come sveglia. Comincia la tua gara. Rossi secondo, dai Rossi, tanto il Kuma, no, Marquez lo risupera, peccato, va bene dai, però andiamo a portare a casa la 10ª, vai di 10ª.
Ragazzi, arriva la decima. Decima per il Cume. Vittoria pesantissima. Vittoria pesantissima per il veneziano. Il mondiale più vicino, ragazzi. Relax, relax, relax. Attenzione, forse Valentino è arrivato secondo. Oddio. No, peccato. Peccato, vediamo la classifica. Il Cume è a più 10. È ancora troppo poco purtroppo. Però siamo comunque in testa e questo è molto molto importante. Crazy Cume, crazy Cume. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ormai siamo vicini alla fine della quarta stagione, quella che può portare il Cume a essere campione del mondo. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.